siamo contenti, alla fine siamo andati fuori a fare quello che abbiamo lavorato in settimana. La cosa principale è che siamo andati fuori a divertirci, spostando la palla e giocare rugby, quello che c'è davanti. Sì, secondo me è andato molto meglio delle scorse settimane. Le cose che è andato meglio del solito di prima è stata la comunicazione. Quando c'era spazio fuori c'era sempre qualcuno che urlava apri la palla, passa di qua, di là, e poi facevamo sempre le nostre giocate per spostare la palla. Ma è quello la cosa chiave che le prime settimane non lo facevamo, non spostavamo la palla abbastanza, e oggi con un po' di confidenza siamo riusciti a spostare la palla e, come detto prima, giocare a rugby e attaccare lo spazio. Io ho sempre questa idea di fare tutto per la squadra, quindi se io sono riuscito a segnare 2 volte è per il ben lavoro della squadra, che spostando bene la palla a largo hanno creato spazio per me in mezzo per attaccare. Fondamentalmente questo è la cosa più importante, che se lavoriamo bene come squadra riusciamo a fare bene tutti. Ma ovviamente come rugbista sono mai contento del mio personale. Ovviamente volevo fare di più, però per ora siamo contenti. E se riusciamo sempre a migliorare il nostro gioco, fare bene di quello che stiamo facendo, andare fuori con confidenza, siamo un pericolo per qualsiasi squadra. E dobbiamo sempre prendere questa mentalità vincente e lo portiamo avanti, e secondo me ce la facciamo. Stiamo lavorando da 4-5 mesi tutti insieme, quindi per me lo vedo normale che quello che è in panchina, quando entra in campo, ha ancora più voglia di quella che è stata lì dall'inizio. È quello la mentalità che ci serve in campo. Sono contento che i ragazzini e tutti quanti che sono entrati dopo, che hanno fatto il loro, così si cresce ancora la famiglia e la squadra.